buonasera a tutti e a tutte, grazie mille a Nicole, devo dire che è una grande soddisfazione essere presentata da una studentessa come Nicole di cui ho seguito la tesi e che sicuramente avrà modo, come molti studenti e studentesse che sono qui, di far vedere insomma, la sua capacità anche di lavoro, di studio, di ricerca. Per me oggi è come dire, una giornata un po' particolare perché mi trovo in una situazione particolare, nel senso che presento il libro del mio maestro, anche se Raimondi non amava questa parola, non ci ha mai chiamato i suoi allievi, né gli piaceva definirsi un maestro, quindi faccio sempre anche un po' fatica a usare questa parola perché so che a lui non piacerebbe, però io lo considero a tutti gli effetti tale perché anche se poi nella mia carriera ho incontrato altre persone che sono state studiose, che sono stati per me significativi, Raimondi ha accompagnato tutto il mio percorso di studi e lo accompagna tuttora, nel senso che al momento sono impegnata nel commento alle Ferme Lucia per l'edizione nazionale e la voce di Raimondi continua a risuonare nelle mie orecchie e anche nelle mie pagine quando cerco di dire qualcosa di sensato, anche perché parlare di Manzoni dopo Raimondi è effettivamente un'impresa ardua. Inoltre questo libro che io ho voluto ristampare, questo commento ai Promessi Sposi che è uscito nel 1988 presso Principato in tiratura molto limitata, per cui ha circolato molto poco e siccome l'anno successivo Raimondi e Bottoni, che è l'altro commentatore di Manzoni, ma parlo sempre di Raimondi perché anche Luciano Bottoni è stato allievo di Raimondi e ha lavorato, diciamo così, nell'area di influenza di Raimondi, per cui come dire, l'operazione, la supervisione del commento è a tutti gli effetti di Raimondi, come lui era abituato a fare in tutte le imprese poi in cui è stato coinvolto e di cui è stato patrocinatore. Raimondi, devo dire, aveva una grandissima generosità, questo tengo a sottolinearlo, nei confronti di tutte le persone che lavoravano con lui e non esitava appunto a rivedere sempre con una forma anche di discrezione, perché non si imponeva mai sulle cose, sugli scritti altrui, ma aveva la capacità veramente di migliorare quello che le persone che lavoravano con lui facevano e non ha mai, come dire, preteso o comunque rivendicato di comparire o insomma che questo suo lavoro, e il lavoro era veramente moltissimo che lui faceva anche per gli altri, in qualche modo comparisse. Questo commento appunto l'anno dopo nel 1988 ne è stata ricavata un'edizione per la scuola, un'edizione molto diversa che è stata ristampata ancora a differenza del commento dell'88, cioè dell'edizione Maior, diciamo così, e questa circolazione dell'edizione scolastica ha complicato un po' le cose, perché molti tuttora lo confondono. Quando io l'ho ristampato, perché di fatto questo commento era introvabile, era presente in poche biblioteche ed era assolutamente introvabile anche sul mercato antiquario. Abbiamo fatto veramente molta fatica anche a trovare la copia da cui ricavare poi l'edizione. Appunto il fatto che circolasse invece il commento per la scuola ha fatto sì che molti confondessero i due commenti e che anche quando appunto io ho ristampato l'edizione Maior dicessero si tratta di quel commento dell'88 che invece era tutt'altro, è tutt'altro. Quindi insomma prima cosa da dire è che questo commento che io ho ristampato grazie anche alla disponibilità dell'editore Carocci riproduce un'edizione che di fatto era introvabile e che non ha nulla a che fare con il commento per la scuola, che è veramente un commento molto più ridotto, anche se naturalmente le linee essenziali sono quelle, e che poi per un certo periodo ha continuato a essere ristampato dall'editore Principato. Quindi io mi sono posta il problema di rimettere in circolazione questo commento perché lavorando su Manzoni mi sono resa conto che non soltanto perché sono stata allieva di Raimondi, e questo commento l'ho visto un po' insomma nel suo farsi, ma anche perché a dispetto di tanti altri commenti è senz'altro il commento più completo, più profondo, ma anche più preciso che appunto è stato fatto. Io credo, adesso ovviamente io sono in qualche modo di parte, ma che sia veramente il commento manzoniano più esaustivo e meglio, quindi
veramente più completo che noi possiamo trovare al testo manzoniano. Poi cercherò anche un po' di dire quali sono appunto le linee essenziali. Quindi l'idea appunto era di ristamparlo rimettendo in circolo questa edizione dell'87 introvabile e ristamparlo con l'introduzione di Raimondi, e però siccome questa edizione, l'edizione dell'88 di Principato, non conteneva la storia della colonna infame, e siccome questo è il libro, diventava piuttosto improbabile riuscire a inserire ulteriormente anche la colonna infame in un libro che è già comunque molto corposo, e in ogni caso anche se avessimo inserito la storia della colonna infame sarebbe mancato il commento. L'idea di inserire un commento diverso da quello di Raimondi mi sembrava francamente un'idea poco sensata, e dunque il libro circola così come è uscito da Principato, senza quella parte essenziale del romanzo che è la storia della colonna infame, che proprio Raimondi ha contribuito a far vedere, a intendere proprio come parte integrante del romanzo. Quindi è un po' un paradosso, perché proprio colui come Raimondi, che ha sempre sostenuto che la storia della colonna infame, ben prima di Nigro, è parte integrante del romanzo, in realtà si trova, come dire, a essere fare un commento in cui manca, probabilmente per anche volontà dell'editore all'epoca, questo testo che avrebbe reso appunto il commento ancora più corposo e quindi anche più, diciamo così, arduo da pubblicare. Che la colonna infame sia parte integrante del romanzo lo dimostrano non soltanto i numerosissimi saggi di Raimondi usciti tra il 74 e gli anni 90, ma non lo dimostra soltanto l'introduzione di Raimondi che apre il volume, ma anche il fittissimo commento ai capitoli milanesi del romanzo, cioè ai capitoli di Renzo a Milano, in cui Raimondi, attraverso proprio un commento molto puntuale, traccia tutte le linee che collegano la storia di Renzo, la storia fittizia di Renzo a Milano, con la vicenda ben più tragica e reale degli untori. Quindi la parte finale del commento ai Promessi Sposi mostra proprio questi legami fortissimi del romanzo, cioè della parte fittizia di Renzo, con invece appunto la storia della colonna infame. Questo commento è stato concepito appunto a 4 mani, però appunto sempre con la supervisione di Raimondi. La prima parte dei capitoli iniziali si devono a Bottoni e gli ultimi invece, insomma quelli finali, a Raimondi. Devo dire che però Raimondi era abituato, questo lo so, a rivedere capillarmente quello che scrivevano le persone che lavoravano con lui, per cui alla fine, diciamo, la pennellata finale, come in tutti i libri che Raimondi ha fatto a 4 mani, spetta sempre a lui, e in effetti il tono è molto omogeneo di tutto quanto il commento, cioè non sono 2 voci, sono 2 voci, dove però quella di Raimondi accorda, diciamo così, anche la seconda voce. Questo è abbastanza importante da sottolineare. Quello che mi viene da fare, anche se cercherò di farlo in modo così un po' non troppo pesante né troppo come dire, insistente, è in qualche modo di ricordare che questo libro appartiene anche alla mia storia, alla mia formazione, perché quando io mi sono iscritta all'Università di Bologna nell'83-84, quindi andiamo molto indietro, Raimondi appunto stava lavorando a questo commento e a lezione appunto ci ragguagliava puntualmente, non tanto sul commento che noi non sapevamo che lui stesse facendo, ma sul suo lavoro su Manzoni, e Manzoni è rimasto appunto al centro di tutte le lezioni di Raimondi per molti anni. Del resto nel 1974 era uscito quello che è probabilmente il libro più importante di Raimondi su Manzoni, cioè il romanzo Senza idillio, questo romanzo da Einaudi, questa è l'edizione 74, da cui appunto si pongono le premesse di quello che è poi il commento. Quindi quando io arrivai a lezione, mi ricordo l'aula appunto, l'aula 3 di via Zamboni 38, che è un'aula appunto a semicerchio, no? Come una sorta di teatro, con la cattedra in basso e poi le gradinate in cui si sedevano i banchi degli studenti, e ricordo quest'aula gremita di persone in attesa appunto di Raimondi, il quale quell'anno arrivò tardi perché era impegnato in America. Raimondi è stato visiting professor a lungo per molti anni negli Stati Uniti, e
e appunto aspettavamo che si manifestasse. Mi ricordo che era febbraio inoltrato, io mi ero iscritta a lettere, dico solo queste due cose che magari possono essere anche divertenti per chi ascolta. Ricordo che seguivo abbastanza pigramente le lezioni di lettere perché ero stata a lungo incerta se iscrivermi a lettere o a filosofia. Alla fine avevo optato per lettere proprio perché ero andata a sentire del tutto casualmente una lezione di Raimondi su scienza e letteratura, ero stata, come dire, fulminata da questa lezione che mi aveva aperto degli universi sconosciuti. Quando arrivai a Bologna però Raimondi non c'era e seguivo le lezioni di geografia di un professore che adesso non nomino perché non sarebbe generoso, che erano particolarmente noiose e, come dire, del tutto prive di qualunque per me allora interesse. Dunque stavo già pensando di aver sbagliato corso di laurea quando arrivò Raimondi e devo dire che fu veramente una sorta di apparizione. Raimondi aveva una capacità istrionica di tenere la lezione, di un'oralità straordinaria, che non aveva niente a che fare con la sua scrittura, pure straordinaria, c'erano due mondi in qualche modo distanti, ma pure naturalmente comunicanti. E ricordo che appunto aveva questo modo, che poi è diventato anche così celebre, di camminare avanti e indietro per l'aula leggendo i testi, e cominciò e per 2 mesi lesse Essere tempo di Heidegger. E ricordo che appunto questa fu la introduzione a Manzoni con tutta una serie di contrappunti che adesso non sto a ripetere, ma insomma quella fu veramente per me una rivelazione. E ricordo che io stavo in cima nell'ultimo banco di questa aula appunto gremita e sotto vedevo la cattedra con Raimondi che camminava davanti inciampando nei piedi degli studenti delle prime file, e poi accanto alla cattedra c'erano 3 sedie in cui sedevano 3 studenti avanzati cosiddetti, insomma, cioè laureandi suoi, che poi sono diventati nel tempo degli amici, insomma, persone che tuttora insegnano a Bologna, eccetera. E io ricordo che, come dire, il mio desiderio fu di scendere quei gradini e avvicinarmi il più possibile a quella cattedra e prendere il posto di quelle persone che mi sembravano estremamente privilegiate perché potevano vederlo da vicino, ascoltarlo, e poi vedevo che naturalmente lui aveva con lui tutta una serie di, come dire, relazioni, discorsi, perché poi lui arrivava con delle persone che lo accompagnavano, eccetera. E nel tempo l'idea appunto quella di colmare questa distanza tra me in fondo e lui che camminava appunto davanti alla cattedra. E racconto questo perché mi sembra anche un po' indicativo di qualcosa che poi è rimasto nel mio rapporto con Raimondi, cioè l'idea di avvicinarmi in qualche modo, no, a lui, sapendo che però la distanza è sempre molto grande. Ed è sempre molto grande perché Raimondi più lo si legge, più si capisce quanto appunto la sua profondità critica, la sua capacità di intravedere, di vedere, descrivere i fenomeni letterari. Raimondi diceva sempre l'occhio che sa vedere, che sa costruire. Ecco, lui aveva questa capacità di vedere nel testo letterario quello che c'era dentro e saper ricostruire, costruire, no? Quello che aveva poi visto. Ecco, quella distanza lì è incolmabile. Io credo che appunto essere allievi di Raimondi sia anche questo, sperimentare ogni giorno la distanza che c'è tra noi e lui, ma è una distanza che non è frustrante, anzi, no? È sempre, come dire, riuscire a ricavare dal testo sempre quel qualcosa di più. Recentemente io ho partecipato a un convegno a Roma su Mendebiran, in cui ho parlato di Mendebiran e di Manzoni, partendo da un'intuizione di Raimondi di una frase che ha aperto un mondo, una prospettiva di ricerca che, andando avanti di lì, propone tutta una serie di scenari che poi io ho cercato un po' di esplorare, ma le cose sono poi agli inizi, ma da una frase che lui non ha neanche ritenuto di approfondire perché per lui era già lì, cioè era lì, la vedeva, non c'era bisogno di andare a guardare oltre. E spesso appunto le cose che noi abbiamo fatto, noi dico suoi allievi, sono state degli approfondimenti, delle suggestioni, delle aperture su delle frasi, delle illuminazioni, delle cose che lui vedeva e che no, per noi, come dire, in qualche modo, che noi cercavamo invece faticosamente di avvicinare. Vabbè, detto questo, finita appunto la parentesi autobiografica, voglio dire che per me è stato veramente ripubblicare questo testo, un po' anche rimettere, cioè così, rimettere mano, ritornare indietro alla mia formazione, al mio rapporto con Raimondi, che è stato un rapporto che è continuato anche dopo la laurea, con il dottorato e anche dopo il dottorato, quando anche io ho cominciato a lavorare a Udine, finché appunto lui non è morto nel 2014, e che continua adesso attraverso i suoi libri, perché credo che la cosa importante non sia tanto avere conosciuto i maestri, ma leggerli, continuare a leggerli, questo è importante. Invece molti
hanno anche così un po' l'idea di dover fare, no, appunto solo dell'autobiografia, e poi i libri tante volte appunto rimangono lì e invece i libri andrebbero letti e riletti. Per cui l'idea era proprio di continuare a leggere Raimondi e a farlo leggere. Io l'ho sempre usato nei miei corsi e adesso spero che appunto però, essendoci il testo proprio materialmente, sia possibile a tutti appunto leggerlo. So che è stato adottato in vari corsi universitari da allievi di Raimondi, ma non solo, e quindi spero che possa continuare così, insomma, a circolare. Allora, dico qualcosa tra le tante cose che potrei dire sul rapporto tra Manzoni e Bakhtin, perché l'intuizione di Raimondi fu nata poi anche negli anni in cui lui era visita in America, di applicare le categorie di Bakhtin alla lettura di Manzoni. E questo, come dire, è molto evidente già nel romanzo Senza idillio del 74, ma appunto nel commento questo viene proprio applicato appunto al testo manzoniano. Ma prima di dire questo vorrei un attimo ritornare al romanzo Senza idillio, perché lì c'è appunto l'intuizione, la scoperta che poi verrà approfondita in seguito dell'importanza della colonna infame come parte integrante del romanzo. E mi riferisco a una lettera che Raimondi recupera dall'epistolario di Manzoni con Cousin, e tra l'altro quando Raimondi recupera questa lettera non è ancora uscito l'epistolario di Manzoni nell'edizione nazionale, il carteggio tra Manzoni e Forieri, e come dire, sì, chiaramente erano disponibili il carteggio di Manzoni, ma non è come adesso che tanto materiale è stato poi citato a partire da quell'edizione del carteggio a cura di Irene Botta. La lettera di Cousin a cui fa riferimento Raimondi è una lettera di Hermes Visconti. A Raimondi spetta anche il merito di aver riscoperto o comunque dato rilievo all'importanza di Visconti come diciamo, primo lettore del Ferme Lucia e come anche interlocutore privilegiato di Manzoni, non soltanto dalle pagine del Conciliatore ma anche dei saggi sul bello. Io adesso dico quest'ultima cosa di me, poi veramente non dico più niente, ma quando durante il secondo anno decisi di chiedere la tesi a Raimondi, allora funzionava così che si chiedeva la tesi molto presto per poter poi lavorare adeguatamente. Ciò non toglie che mi sono laureata 2 anni quasi fuori corso, perché pur avendo finito il esame molto presto la tesi mi ha occupato moltissimo tempo perché non ero mai contenta di quello che facevo. Quando gli chiesi la tesi mi ricordo che lui mi disse ma su che cosa vorrebbe lavorare? Io gli dissi ma professore, ricordo ancora, insomma, quella ingenuità un po' tipica, no? Quando si è studenti, a me interessano i problemi. E lui mi disse allora prenda i saggi sul bello di Visconti e lavori su quello. Poi ogni volta che andavo a trovarlo mi dava quintalate di bibliografia in tutte le lingue possibili. Raimondi non se ne importava assolutamente che qualcuno non conoscesse una lingua, ti poteva dare le quintalate di libri tedesco da leggere, non importava assolutamente se tu il tedesco non lo sapevi, quello era un affare tuo e te lo dovevi giocare come volevi. E quindi ricordo che insomma ammassando tutta questa bibliografia e non sapendo come usarla, perché poi lui non è che diceva in che direzione dovevamo andare, dovevamo noi trovare una direzione all'interno di questa selva bibliografica che lui ci dava. Quindi io mi sono laureata su Hermes Visconti anche perché in quegli anni appunto Raimondi ne parlava spesso. E questa lettera è una lettera appunto di Visconti a Cousin del 30 aprile del 21, in cui Cousin Visconti rivolgendosi a Cousin gli dice che Alessandro sta progettando un romanzo diciamo di derivazione scottiana, che però è un romanzo che comincia intorno a quel capolavoro di bestialità e di follia che è la storia della colonna infame. Quindi sostanzialmente Visconti sta spiegando a Cousin che l'origine del romanzo sta nella colonna infame. Dunque la colonna infame non è un appendice, non è evidentemente qualcosa che Manzoni espunge perché sta crescendo troppo come capitolo, come per tanto tempo si è detto, ma è qualcosa che è situato all'origine stessa del romanzo. E naturalmente questo ha a che fare anche con la rilettura che Pietro Veri aveva dato della colonna infame nelle osservazioni sulla tortura.
da cui tutto il rapporto strettissimo e importantissimo di Manzoni con Verri e anche ovviamente con Beccaria. Recentemente devo dire che nel Companion Carocci dedicato a Manzoni a cura di Paola Italia, il capitolo sulla colonna infame di Giulia Raboni, studiosa appunto molto nota e molto competente di Manzoni, che appunto a cui ha lavorato anche come filologa, trascrive proprio questo frammento della lettera di Visconti a Cousin e come dire la offre, diciamo così, nel companion che è dedicato a tutti gli studenti, come appunto corroborando, diciamo così, confermando questa tesi che però Raimondi appunto aveva già formulato nel 1974. Sarebbe stato forse, come dire, opportuna la citazione in questo caso del romanzo Senza idillio, che spesso viene citato, ma mai, come dire, citato pagina e nota precisa, sempre così, no? Come riferimento un po' astratto. Bene, quindi la consapevolezza che la colonna infame sia parte integrante del romanzo viene a Raimondi da una tradizione precisa e in particolare dalla tradizione che fa capo a Vigorelli. Vigorelli che appunto nel 1942, quindi in piena epoca fascista, ripubblica per la prima volta la storia della colonna infame con una prefazione molto coraggiosa, che appunto andrebbe riletta veramente, fa notare come la storia della colonna infame sia un libro, come dire, in cui c'è un altro volto di Manzoni, non è il volto appunto di Manzoni in qualche modo, potremmo dire, il Manzoni rasserenante del canone che ha, come dire, si è stati abituati a leggere erroneamente per tanto tempo nel canone scolastico, ma è appunto un Manzoni tragico, un testo dove appunto Dio è assente, dice Vigorelli, un Deus absconditus. Quindi è chiaro che qui Vigorelli sta un po' ricostruendo il rapporto di Manzoni con l'altra grande tradizione dei moralisti del Seicento, Pascal, Nicole, quindi sta riscoprendo un po' l'inquietudine di Manzoni e l'importanza di quel testo, che però Vigorelli legge, questo mi interessa dirlo perché è la stessa impostazione che avrà poi anche Sciascia, che riprende anche lui l'importanza della storia della colonna infame, legge questo testo come se fosse un testo autonomo. Cioè per Vigorelli, come anche per Renzo Negri, come anche per poi Sciascia, la storia della colonna infame è una sorta di romanzo nel romanzo. Cioè è un testo in qualche modo autonomo, Vigorelli dice una scheggia di romanzo, che rivela appunto un altro Manzoni, un Manzoni completamente diverso, no, da quello dei Promessi Sposi. Raimondi invece fa un ragionamento diverso che a mio avviso è molto più... io lo trovo molto più coerente anche con la struttura del testo manzoniano, cioè sostiene che la colonna infame è il capitolo finale dei Promessi Sposi, quindi non è un romanzo nel romanzo, è la conclusione del romanzo, come prova il fatto che nell'edizione 40-42 la parola fine compare dopo la colonna infame. E come mostra anche il fatto, su questo è ritornato anche Giancarlo Alfano nella sua edizione dei Promessi Sposi nella Bur, che le illustrazioni illustrano tutto il romanzo, le vignette dall'inizio alla fine, compresa la colonna infame. Quindi anche l'apparato iconografico in pratica confermerebbe, no, la struttura unica del romanzo rispetto appunto all'ipotesi di Vigorelli. In ogni caso credo che la linea di Vigorelli e la linea di Sciascia siano state molto importanti per Raimondi. Di recente sono stata a Torino a un convegno per il centenario di Sciascia e ho parlato appunto ancora una volta di Manzoni in rapporto a Sciascia, cercando un po' di ricostruire, no, la filiera che appunto da Vigorelli arriva a Sciascia e un po' anche ipotizzando il dialogo con Raimondi che secondo me c'è stato tra Sciascia e Raimondi, voglio dire. Del resto poi quella che sarà l'interpretazione di Sciascia viene ripresa da colui che si considera anche un suo allievo, cioè Nigro, il quale nell'edizione, il commento ai Promessi Sposi dei Meridiani, appunto, recupera quella tradizione che viene da Sciascia. Ma credo per l'appunto che anche Raimondi con Sciascia, cioè il dialogo tra Sciascia e Raimondi, meriti ancora di essere esplorato. Purtroppo le carte di Raimondi sono
purtroppo sono confluite nell'archivio della Biblioteca Italianistica, Dipartimento Italianistica di Bologna, ma al momento non sono state ancora inventariate né studiate, il che mi sembra lievemente scandaloso, dal momento che queste carte sono state acquisite e che però appunto sono lì senza che, ovviamente lì ci vorrebbe un progetto, probabilmente ci vorrebbero appunto delle persone competenti che potessero fare una cernita del materiale, non solo dei libri di Raimondi, ma anche delle carte, dei biglietti, delle lettere, degli opuscoli, di tutto ciò che appunto è anche della corrispondenza che andrebbe appunto sicuramente varrebbe la pena di studiare, ma questo è un altro discorso. Allora, dicevamo appunto di Manzoni e di Bastin. La linea di Bastin è molto chiara nell'introduzione che si intitola al volume, che si intitola appunto Un romanzo milanese europeo. Già nel titolo Raimondi vuole tenere insieme queste due componenti, la componente milanese, cioè il sostrato milanese del romanzo su cui Raimondi ha insistito moltissimo, e cioè l'idea che sotto la ricerca letteraria, linguistica di Manzoni ci fosse questo sostrato milanese irrinunciabile per la comprensione del romanzo, quello che lui chiama la bivocalità. Sapete che Manzoni ha lavorato alla lingua del romanzo con il Cherubini, cioè il vocabolario appunto milanese-toscano del Cherubini. Come sarebbe un traduttore che cerca appunto il lemma toscano ma pensava il milanese, e sotto c'è comunque, per quello che riguarda particolari situazioni, proprio la struttura del milanese. Quindi un romanzo milanese, appunto intriso di milanesità, ma nel senso proprio anche della tradizione letteraria milanese, in particolare Porta. Nel commento di Raimondi c'è un recupero fortissimo di Porta e di quello che la poesia di Porta ha contato per quello che riguarda l'operazione letteraria di Manzoni. Ed è chiaramente il Porta studiato da Isella. A me dispiace molto che nell'edizione nazionale dei Promessi Sposi, edizione quarantana che è uscita qualche anno fa a cura di Poggi Salani, questa componente milanese dei Promessi Sposi, e in particolare l'intertestualità con Porta, sia un po' scomparsa. Cioè il commento l'ha un po', come dire, espunta, mentre a mio avviso, sempre seguendo Raimondi, ma insomma questa parte del rapporto con Porta è una parte vitale che andrebbe appunto preservata, mentre al commento di Poggi Salani va in direzione così di una, diciamo così, messa in rilievo della tradizione letteraria toscana. Certamente c'è quello, ma c'è anche molto altro. Quindi un romanzo milanese, ma un romanzo europeo, nel senso che gli interlocutori di Manzoni, l'interlocutore sia nel senso degli amici con cui, letterati con cui lui dialoga, Forielli in primo luogo, ma anche la tradizione letteraria con cui Manzoni dialoga è la tradizione europea, in particolare la tradizione del romanzo. Io adesso sto lavorando al commento del Ferme Lucia e siccome il Ferme Lucia è molto più scoperto nelle sue operazioni di quanto succede nei Promessi Sposi, dove appunto l'orchestrazione è molto più raffinata ma anche più complessa da decifrare, nel commento al Ferme Lucia sto proprio vedendo pari passo quanto sia importante la tradizione del romanzo europeo, francese e inglese, proprio nel sostrato del romanzo, come modelli ma anche proprio come ripresa e modulazione appunto di temi. Quindi un romanzo milanese europeo che si apre con queste prime righe che vorrei leggere. Ha scritto una volta Ugo von Hofmannsthal in pagine perse e ancora intense che per quanto, citazione di Hofmannsthal, impregnato di religiosità, di cristianità cattolica post-tridentina come nessun altro libro della letteratura mondiale, i Promessi Sposi sono per intima costituzione un libro laico come il Tom Jones e il Wilhelmeister. Quindi la laicità di Manzoni rivendicata attraverso la voce di Hofmannsthal. In che senso? Nel senso che la voce che interroga i fatti nei Promessi Sposi è una voce che in qualche modo non può escludere anche, diciamo così, quella prospettiva laica.
cioè nel senso che la religiosità di Manzoni che si sente nel romanzo fa però anche i conti con una tradizione, con un'altra voce che non è assimilabile completamente dentro quella prospettiva. In questo dicevo appunto della linea di Bakhtin perché quando Raimondi osserva che Manzoni riprende appunto l'idea del romanzo storico alla Scott, ma che svuota completamente il modello scottiano e lo riempie, no, di altri contenuti, in questo modo appunto Manzoni sta facendo un'operazione che è in qualche modo spiegabile attraverso le categorie di Bakhtin. Dice Raimondi, ciò che nello Scott resta alla fine una rievocazione del passato in forme melodrammatiche e pittoresche, quindi il romanzo storico di Scott è un romanzo che fa ricorso continuo al melodrammatico e al pittoresco, diviene invece questo nel romanzo di Manzoni un ritorno alle origini del proprio spazio antropologico per scrutare attraverso la fabula dei personaggi un nodo traumatico della sua memoria collettiva. Quindi quello che fa Manzoni è quello di ritornare alle proprie origini, quindi la storia milanese del Seicento ha in qualche modo un ritorno alle origini, ma alle origini attraverso un procedimento di estraneazione, di straniamento. Qui mi viene in mente quelle pagine di Bakhtin, l'autore l'eroe, in cui Bakhtin dice attenzione perché quando un autore mette in campo un personaggio fa sempre un'operazione di allontanamento da sé. La messa in campo del personaggio non è mai un riconoscimento di sé, è sempre una sorta di straniamento, di allontanamento, cioè è la creazione di qualcos'altro da sé. Sono quelle pagine in cui Bakhtin se la prende moltissimo appunto con quelli che fanno critica letteraria lavorando sulla autobiografia, sulla biografia degli autori, no? E quindi riconoscendo nei personaggi delle analogie che vengono ricondotte alla vita degli autori. Bakhtin ha delle pagine molto dure su questo punto, perché sostiene per l'appunto che l'operazione di creazione del personaggio è una proiezione di messa di distanza, non è un riconoscimento di sé nell'altro. E qui si vede molto bene perché Manzoni sta scegliendo dei personaggi che sono sostanzialmente personaggi milanesi, ma sono anche l'altro da sé. Un filatore di seta è una contadina di cui nessuno ha mai raccontato la storia, chiaramente una storia fittizia che Manzoni appunto inventa, ma una storia quale poteva essere esistita, è naturalmente lontanissima da Alessandro Manzoni, nipote di Beccaria e reduce appunto dagli anni parigini, dal confronto con diciamo, gli intellettuali più in voga dell'epoca. Dunque è veramente quel processo appunto di estraneazione di cui parla Bakhtin. Dice appunto Raimondi, riprendendo la struttura e la tematica del romanzo storico, il progetto dei Promessi Sposi trasforma dall'interno il genere. Quindi Manzoni trasforma dall'interno il genere, riprende, diciamo così, uno schema, ma lo muta profondamente. Qui c'è l'idea, ancora una volta, di Bakhtin, che la parola letteraria non sia mai una parola neutra. Cioè gli scrittori, quando intervengono nel campo letterario, all'interno di un campo di forza, se volessimo usare Bourdieu, che cosa trovano? Trovano una parola, dei modelli che però non sono neutri, sono abitati, dice Bakhtin, da un'intenzione, che è l'intenzione d'autore. Ogni nuovo autore, come dire, spoglia quella intenzione e ne trova un'altra e deve in qualche modo quindi confrontare la sua voce con quanto precede. Dunque è un processo, come dire, che potremmo definire in senso lato intertestuale, per cui un autore che arriva appunto in un campo occupato da un altro deve in qualche modo, come dire, impadronirsene, non sostituendo la sua voce, ma confrontando la sua voce con quella di un altro, e quindi così aprendo, diciamo così, un rapporto di confronto, no? Di dialogo. Raimondi sostiene anche che attraverso il romanzo Manzoni però voglia anche mettere alla prova le potenzialità della parola. E qui Raimondi insiste, ne aveva già insistito nel romanzo Senza idillio, il clima di sospetto che Manzoni ha sempre avuto nei confronti della letteratura. Cioè la letteratura deve in qualche modo sempre dimostrare di non essere menzogna. Qui torniamo alle origini, cioè
al rapporto dei moralisti francesi con la letteratura, con il romanzo. Quindi attenzione, perché chi si occupa di letteratura deve stare attento in qualche modo anche a sperimentare la verità della parola. La parola per molto tempo è stata falsa, è stata artificiosa, è stata qualcosa che non ha, come dire, preso le misure della realtà, ma ha parlato di altro. Di fatto, se uno pensa all'introduzione dell'anonimo, che cos'è l'anonimo? Non è altro che, come dire, l'artificio della letteratura che in qualche modo, come dire, rappresenta una distanza, no, dalla realtà. Quindi, da questo punto di vista, quindi dice Manzoni, l'avventura di Raimondi, l'avventura di Manzoni nel romanzo è anche uno sperimentare la capacità della letteratura di raccontare il mondo e di raccontarlo appunto in termini di verità, potremmo dire, non così di artificio. Scrive infatti Raimondi: il fatto è che nel viaggio attraverso la carestia e la peste del 1630 si costruisce anche l'avventura della parola narrativa, che si interroga sulla propria genesi e sul proprio statuto di verità. In Manzoni infatti è costante questa interrogazione sulla parola, no? E anche sul fatto che appunto di come la parola si può prestare a divenire inganno, sopruso, eccetera, eccetera, no? Una linea che aveva attraversato tutto il Settecento, che arriva a Manzoni, poi pensiamo, non so, a Zuecca Garbugli, Don Abbondio, eccetera, no? La parola spesso appunto è una parola che non solo mente, non solo è artificiosa, non solo è falsa, ma anche una parola che è detentrice di un potere a danno del più debole. Pensiamo appunto il discorso di Renzo all'Osteria della Luna Piena, su cui poi Raimondi ha scritto anche un saggio molto bello. E arrivo appunto a un altro punto, ne ho ancora due, poi tiro un po' le somme, ed è il discorso appunto della cosiddetta bivocalità, a cui accennavo prima, cioè il fatto che nel sostrato del romanzo ci sia conservata questa forza appunto del dialetto lombardo. Scrive Raimondi: Manzoni trasferisce genialmente nella prosa di una grande letteratura aristocratica la violenza affettiva del parlato, che per lui è il dialetto milanese. Quindi la bivocalità, cioè quella risorsa dell'oralità del milanese che sta sotto, diciamo così, la vernice, potremmo dire, del toscano, e che rappresenta anche una parte della dialogicità del romanzo, no? Il romanzo che Raimondi qualifica come scontro dei linguaggi. Scontro dei linguaggi. Un esempio, tanto per non, che i miei studenti a lezione conoscono, ma tanto per non essere troppo astratta, l'incontro tra Don Abbondio e il cardinale, no? Il cardinale Federigo, quando, diciamo così, il cardinale Federigo ha saputo, per le due donne ciarlone, no? Pettegole, che si sono lasciate scappare diciamo, il ruolo di Don Abbondio nella questione appunto di Lucia, cioè Don Abbondio che non ha saputo difenderla, che ha obbedito, diciamo così, a Don Rodrigo, ha impedito il matrimonio, e quindi il cardinale convoca Don Abbondio per poterlo in qualche modo, per capire, no, come mai le cose sono andate in questo modo. E prima ancora, quindi tutto il dialogo, diciamo così, tra Don Abbondio e il cardinale è una sorta di scontro dei linguaggi. Tra il cardinale che parla lingua alta della tradizione evangelica e Don Abbondio che appunto ha come unico, diciamo così, pensiero quello che ha sempre avuto, cioè di salvare la pelle. Qui effettivamente, insomma, tra questi due universi linguistici si gioca, diciamo così, un po' una sorta di grande battaglia, che poi ha anche degli esiti incredibilmente comici. Ma prima ancora, nell'altro dialogo tra il cardinale e Don Abbondio, riguarda la conversione dell'innominato. Quando il cardinale dice a Don Abbondio, citando appunto il passo evangelico, costui si era perduto ed è stato ritrovato, no? Alludendo al fatto che l'innominato, convertendo, si è tornato appunto alla casa del Signore. E Don Abbondio appunto dice: "Oh quanto me ne rallegro", no? Questa famosa battuta nella quale appunto dice Raimondi: "Sotto si sente il milanese", no? Il milanese
la formula milanese quanto me era allegro, che ha evidentemente un significato, possiamo dire, antifrastico rispetto a quella che la parola vuole significare. E lo scontro appunto tra il latino evangelico del Cardinale e invece il milanese, ancora una volta così espressione di questa sua del carattere, no, di Don Abbondio, rappresenta due universi linguistici. Da questo punto di vista si vede bene come per Raimondi prende il principio di Bakhtin della dialogicità come, diciamo, forma di manifestazione di una coscienza, no? Dice Bakhtin, nel romanzo ogni personaggio è portatore, è un ideologo portatore della sua verità. Ecco, se noi vediamo i Promessi Sposi, vediamo che effettivamente i personaggi hanno questa grande capacità di comunicare la propria verità, la propria coscienza sul mondo, indipendentemente da quella che è la coscienza dell'autore, e cioè appunto del narratore, del secondo narratore, cioè di Manzoni stesso, che non uniforma assolutamente la sua visione del mondo a quella dei personaggi. I personaggi sono veramente, come dire, indipendenti e portatori all'interno del romanzo della loro verità sul mondo. Tanto è vero che appunto alla fine il trionfatore del romanzo è Don Abbondio, no? Che vivo e legge, che passa attraverso indegni, attraverso tutti i pericoli e rimane, diciamo così, fedele a se stesso, proprio come prova dell'indipendenza dei personaggi rispetto a quello che è l'universo del narratore. Il narratore che ha però come sua, diciamo così, peculiarità quello di intervenire a commentare, lo sappiamo, no? E anche a farsi storico degli eventi in altro modo rispetto ai personaggi. Bene, potrei fare molti altri esempi di questa bivocalità lombarda e della vitalità del lombardo, che tra l'altro attinge alle formule di Porta, perché spesso appunto Raimondi ci mostra nel commento come proprio i personaggi popolari dei Promessi Sposi attingano all'universo dei personaggi di Porta, e del resto Porta era stato il primo, no, a ridare dignità ai personaggi popolari attraverso la sua poesia. Io dico sempre che, citando un altro testo che era molto caro a Raimondi, cioè Auerbach e Mimesis, che da questo punto di vista Manzoni potrebbe essere inserito all'interno, diciamo, della serie di esempia che porta Auerbach a favore della sua tesi della mescolanza degli stili, cioè della rottura dell'uniformità classicistica e della rappresentazione tragica del mondo popolare, no? Sapete che appunto secondo Auerbach fino al naturalismo, c'è già qualche avvisaglia prima, i personaggi bassi erano rappresentati in modo comico, no? Conformemente appunto alla teoria degli stili, del rapporto tra gli stili e i generi, no? E invece appunto con la mescolanza degli stili si rompe appunto, che poi Auerbach fa risalire al paradigma biblico, si rompe, no, questa uniformità e c'è appunto questo permette anche ai personaggi popolari di essere visti in maniera tragica. Questo succede già nei Promessi Sposi. I personaggi bassi nei Promessi Sposi sono contemplati attraverso una prospettiva di tipo tragico che normalmente appunto veniva riservata, pensiamo appunto al personaggio di Lucia nei Promessi Sposi. Bene. Volevo dire un'altra cosa, no, non so neanche che ore siano, non vorrei neanche tirarla troppo in lunga, quindi ho molti altri esempi che potrei fare appunto di come Manzoni mescola l'apporto di quelle che sono della letteratura alta, pensiamo in particolare, non so, a Shakespeare, alle tragedie shakespeariane che vengono a volte utilizzate per commentare ciò che accade nella sfera dei personaggi come Renzo e Lucia, e però in quel caso anche lì la mediazione della letteratura alta si accompagna a quella della letteratura ad esempio di Porta, per esempio, proprio per preservare quello che per Manzoni è essenziale, cioè il realismo.
Ecco, un altro punto su cui Raimondi insiste moltissimo è la, diciamo così, il fatto che per Manzoni rendere ciò che accadeva ai personaggi popolari, quelli appunto lontani da lui, come Renzo e Lucia, renderli in maniera realistica significa anche capire che tra la parola del narratore che cerca di comprendere, di avvicinarsi al loro mondo e quel mondo esiste una distanza che è forse incolmabile. E dunque Manzoni scopre l'importanza di affidarsi al linguaggio del corpo, al linguaggio dei gesti in particolare, perché tradurre quella attraverso una parola letteraria, quello che poteva pensare una contadina del Seicento, un filatore di seta, diventa a tratti una sfida quasi impossibile se vogliamo mantenerci all'interno di quello che per Manzoni è il realismo. E dunque lì viene aiutato dai gesti. Un esempio solo tra i tanti, quando nel famoso Addio ai Monti, che io faccio sempre a lezione, quando il narratore cerca di tradurre, no, quello che accade nell'animo di Lucia nel momento in cui lei deve lasciare il paese e si imbarca appunto nel battello sotto la luna, tra l'altro c'è tutto un grande confronto con l'archetipo russoiano della novella Eloise. E quando appunto lui cerca di tradurre i pensieri di Lucia, alla fine dice questi di tal sorta forse, se non questi, erano i pensieri di Lucia, cioè attenzione, io provo a tradurre, ma non è detto che in realtà ci sia riuscito. E quindi che dice Lucia appoggiò la testa sul braccio e pianse. È quel gesto lì che rivela il personaggio e preserva la verosimiglianza. Altrimenti noi facciamo ancora una volta della letteratura. Ecco. E Manzoni non voleva fare della letteratura, o perlomeno voleva, come dire, pensava che la letteratura spesso appunto tende delle trappole, dei tranelli e tende a trasformarsi in artificio, quindi c'è sempre questa, diciamo così, senso di dubbio, di sfiducia verso la parola letteraria. E allora chiudo per non farla troppo lunga, così magari poi lascio spazio anche a eventuali domande, con un passo di Raimondi che è tratto da un altro suo testo che si chiama Il senso della letteratura, è una serie di saggi, e c'è un saggio che si chiama L'interpretazione come esperimento. E qui si rivela ancora una volta la traccia di Bakhtin, perché Raimondi scrive che nel commentare l'etica del lettore deve accogliere e integrare l'estetica delle parole. Qui si sente proprio il lessico di Bakhtin, che tante volte si era così scagliato contro una interpretazione, una critica letteraria che fosse estetica, mentre secondo appunto Bakhtin la letteratura, la critica deve andare appunto verso il senso di una realtà più complessa che è una realtà di tipo antropologico, quindi l'etica del lettore che deve integrare l'estetica delle parole. E scrive appunto Raimondi, l'interprete non può attingere la libertà, l'originalità inalienabile che è la forza del proprio presente se non interviene la tensione etica propria di ogni impulso filologico. Che cos'è la tensione etica? La responsabilità di sperimentare, di rappresentare una voce diversa dalla propria. Qui ritorna appunto questa sfiducia nei confronti della parola, cioè rappresentare una voce diversa dalla propria è una responsabilità. Quindi commentare un testo è una responsabilità perché il testo è qualcosa che è altro dal commentatore e questa distanza va preservata in qualche modo, cioè bisogna appunto sapere che appunto stiamo rappresentando qualcuno che è diverso da noi. E diceva appunto interpretare significa veramente attingere faccia a faccia con il volto percettibile di un testo la sua cosa interna, il suo progetto di colloquio immerso nel flusso dell'esperienza e della vita. E ciò vale anche per il genere riflesso della critica letteraria, che risulta sempre la registrazione verbale di una lettura, di un incontro e di un viaggio con un'opera e con le voci dei suoi interpreti. Quindi la registrazione verbale di una lettura e di un incontro e di un viaggio all'interno di un altro testo.
Da questo punto di vista mi viene in mente, così per chiudere, un po' per analogia, quello che diceva Starobinsky riguardo appunto all'atto dell'interpretare. E faceva un discorso per certi versi simile, cioè diceva che appunto interpretare significa in qualche modo appunto avanzare un'ipotesi, ma nello stesso tempo poi rendersi conto che questa ipotesi va verificata attraverso un movimento che è di estraneazione e di appartenenza. Cioè, quando noi interpretiamo, andiamo, come dire, avanziamo un'ipotesi che magari va lontano dal testo letterario, ma poi deve tornare indietro per verificare se stessa. E proprio in questo movimento di vicinanza e di distanza, di presa di misura, diciamo così, del testo, risiede un po' anche la capacità, insomma, dell'interprete. Io direi che insomma mi posso forse fermare qui, nel senso che il mio intento è appunto quello di mostrare come questo commento nasca sostanzialmente dalla rimeditazione di Bakhtin e non soltanto appunto di Bakhtin di Estetica e Romanzo, ma appunto degli altri testi che nella traduzione italiana vanno sotto il nome di L'autore e l'eroe e poi anche del testo dedicato a Dostoevsky. In questo testo dedicato a Dostoevsky leggo soltanto questa frase: ogni membro parlante si trova dinanzi alla parola non già come parola neutrale della lingua, libera da intenzioni non abitata dalla voce altrui. No, egli riceve la parola da una voce altrui e riempita di una voce altrui. Quindi potremmo dire che la sfida in qualche modo forse è abbastanza analoga sia per lo scrittore che per l'interprete. Noi ritroviamo una parola abitata da una voce altrui e con quella parola appunto occorre confrontarsi, occorre instaurare un dialogo. Il dialogo per lo scrittore instaura è quello di ridare un'intenzione diversa a quella parola altrui, senza però naturalmente poter cancellare quel significato, e nello stesso tempo anche l'interprete, il commentatore, trova una parola abitata da una voce altrui e con quella parola si deve confrontare. Quindi la dialogicità in fondo, tutto sommato, è il fondamento sia del testo letterario come anche dell'atto critico, potremmo dire. Su questo mi sentirei di concludere. Grazie dell'attenzione.